Giusto la settimana scorsa è passato un signore che in realtà aveva più di 35 anni e si è intrufolato nel mio magazzino e ci ha rubato delle bottiglie. Eric Zamai ha 23 anni e gestisce il Bar Sonia da marzo. È qui in piazza Giorgione a ridosso della Fondazione Morello che vede il suo futuro nonostante il locale in passato abbia avuto qualche problema. Questo locale io proprio l'ho preso con la nomea del Bar dei Tossici. È molto brutto da dire, è la verità, noi ci stiamo impegnando a sconfiggere questa nomea. Che la situazione sia trascesa più volte lo conferma anche Alexandra, che un anno fa davanti a dei ragazzi minacciosi che chiedevano da bere si era dovuta rinchiudere dentro il bar. Io e un altro mio collega, sì, decisamente. E là però tu non puoi metterti contro, non hai modo e sinceramente anche se chiami magari le forze dell'ordine, finché intervengono loro fanno in tempo o a scappare o semplicemente a metterti le mani addosso. Diciamo che sono i soliti tra i 14 e i 18-20 anni massimo e sì, in generale sono stranieri, purtroppo sì. Cioè lo dico io da straniera, lo dico in generale sì, sono stranieri. Mi dispiace. Ora però Eric vuole cambiare passo, niente alcol ai minori e tolleranza zero verso i maleducati. Noi abbiamo una politica ed è molto rigida, nel senso che comunque qua l'educazione viene prima di tutto. Vogliamo intenderci, a noi non cambia niente se viene l'avvocato o il muratore, a noi interessa soltanto che qua tu sia educato. Io sono Eric da quando mi sveglio a quando vado a dormire, no? E alla fine secondo me è bello quando i tuoi clienti sono anche i tuoi amici, nel senso che tu ti identifichi come una persona per bene e gradisci vedere persone per bene tutto il giorno. Possiamo definire un bar antidegrado. Beh, diciamo che questo è l'impegno, questo è assolutamente l'impegno. Cioè è un nostro scopo avere delle regole, insomma, e seguirle.